Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. Il ciuccio di Nina. Quando smetterai di tenere sempre quel ciuccio? Mai, è il mio ciuccio. Ma quando sarai grande dovrai pur sbarazzartene. Nina si mette il ciuccio in bocca e risponde: Assolutamente, assolutamente no. Lo porterai anche quando andrai a spasso? Sicuro, insieme ai biscotti e al cioccolato, sì. Anche quando andrai in piscina? Sì, ci farò i tuffi e le immersioni. E quando sarai grande e andrai a lavorare, non te ne separerai proprio mai? No, il mio ciuccio sarà sempre con me. E quando ti sposerai, Nina? Starà benissimo col mio vestito. Dopodiché Nina va a passeggio. Improvvisamente un lupo esce dal bosco, un lupo spaventoso, cattivo e affamato. Ah, bambina, adesso ti mangio. Ehi, lasciami stare. Come? Lasciami stare. Il lupo continua a non capire una parola. Cosa hai detto? Nina si leva di bocca il ciuccio e urla: Sei brutto, cattivo e puzzi. Lasciami stare. Il lupo va su tutte le furie. Ah sì? Sono brutto? Sono cattivo? Puzzo? Stai a vedere, marmocchia. Ah! Tieni, succhia questo, ti calmerà. Di colpo il lupo non ha più voglia di mangiarsi Nina. Il lupo spaventoso, cattivo e affamato è diventato un cucciolo dolce, tenero e coccolone. Sorridendo sparisce nel bosco e non tornerà mai più. Nina rientra in casa. Dove è finito il tuo ciuccio? Chiede la mamma. Spero che tu non l'abbia perso. Oh no, l'ho regalato a qualcuno che ne aveva veramente bisogno.